Buongiorno a tutti da Giovanni, benvenuti sul mio canale Dall'Otto Idea. Oggi siamo il 4 di novembre del 2021, questo è il momento migliore per andare a seminare le bacche di alloro. Come potete vedere qui nell'albero che ho qui a casa mia, già sono mature, guardate, le possiamo prendere anche così con le mani, quelle che possiamo prendere, ovviamente qualcuno cade per terra. No, guardate, queste sono le bacche che noi possiamo prendere. Ora le possiamo prendere sia questi qua nella pianta, come potete vedere, un attimino che prendo un contenitore. Questi è quelli che ci sono per terra, guardate quando ce ne sono per terra. Guardate quando ce ne sono per terra. Sta vedendo? Possiamo prendere anche questi che ci sono per terra e li mettiamo qua, guardate. Ora, questo è il periodo migliore per andare a seminare le bacche di alloro, per avere una piantina di alloro. Ora io vi faccio vedere le piantine che sono nate l'anno scorso. Guardate, queste sono piantine, voglio fare vedere, queste sono piantine nate l'anno scorso. State vedendo, questa è la piantina che è nata l'anno scorso, queste qua. Qui avevo un accumulo, diciamo, di terra dal giardino che mano a mano la prendevo per riempire i vasi quando facevo i video sulla semina. Quindi queste sono già la piantina che è nata l'anno scorso, guardate, quella dell'anno scorso. Ora noi andiamo a seminare queste bacche, diciamo, di alloro, così, e poi vi faccio vedere tutto il risultato, come nascono le piantine, che cosa ci vuole. Andiamo a seminare. Una volta preso le bacche di alloro, se della pianta, come avete visto poco fa, o se per terra, li possiamo andare a mettere a timora, così. Andiamo a mettere così, come si trovano. Andiamo a seminare il doppio del seme, diciamo, della pianta. Questa è della comune terra da giardino che ho preso qui nel bosco. E qua li andiamo a seminare così, uno qua, uno qua, uno qua, che poi quando sarà il momento noi andiamo a fare il trapianto, diciamo. Allora, si possono seminare sia così nel vaso più grande, che poi quando sarà il momento che crescono andiamo a mettere un pochettino di terra in più, perché tra che piove, ora ci diamo una bagnata perché non sta piovendo, però se piove la terra, se siete annuvolato, diciamo, la terra si mantiene umida. Ora, una volta che noi le dobbiamo lasciare a cielo aperto, così quando piove si bagnano da soli. Non ci resta oggi che aspettare che le bacche di alloro germogliano. Siamo all'inizio di novembre 2021, aspettiamo fino
fino a che so, il seme può germogliare sia fra 10 giorni, sia fra un mese, sia fra 2 mesi, no? Questo non si sa, bisogna vedere il clima che è. Qui in Sicilia noi abbiamo un clima mite, perciò io penso che tra metà di febbraio e l'inizio di marzo la pendina già dovesse crescere. Oggi siamo il 16 di aprile 2022, perciò questi li ho seminati, era il 4 di novembre mi sembra del 2021, perciò all'incirca sono passati 5 mesi esatti, perché questi qua sono nati all'incirca una settimana fa, perciò 5 mesi precisi sono nati le piantine. Come state vedendo, questi sono, ovviamente il terreno deve essere sempre umido, lasciato a cielo aperto, e poi anche ci vuole una temperatura all'incirca superiore ai 10 gradi per germinare le bacche, diciamo, di alloro. E oggi vi sto facendo vedere il risultato dopo 5 mesi che sono nate. State vedendo qua, qualcuno è nata, mi avvicino piano piano, qua state vedendo, qua, ovviamente se c'è poi cresce dell'erba la togliete, era piano piano, io l'ho tolta stamattina. State vedendo qua, già sta spuntando anche il germoglio, si vede bene, anche qua era ricoperto di foglie, l'ho lasciato con l'erba. Qua, questo qua è spuntato, qua ne ho messo uno ciascuno, qua state vedendo, qua sta cominciando a spuntare ora, perciò questi sono nati all'incirca una settimana fa, quello che state vedendo più lunghi. Qua ne ho messi all'incirca una quindicina, non lo so se prendono tutti quanti, ad ogni modo aspettiamo. Io sto facendo un aggiornamento dopo 5 mesi che sono nati le pendine, state vedendo? Qua si vede bene, qua poi ce n'è qualcuno sempre che sta spuntando, non si sa dov'è, piano piano io l'ho messo una quindicina all'incirca. Dopo e qua ce n'è un'altra anche che sta spuntando. Qua c'è un'altra, state vedendo che sta spuntando, era coperta dalla foglia, state vedendo qua il germoglio sta cominciando a spuntare. Questo qua, e no, piano piano stanno crescendo, state vedendo? All'incirca ci vogliono 15 all'incirca ci vogliono 5 mesi. Ovviamente lasciate, poi se voi i semi le conservate, le volete seminare poi verso febbraio, quando le temperature un pochettino alzano, può darsi che vi nascono subito, dopo un mese e mezzo, ma visto che io le ho seminate che erano in autunno, perciò sono nati ora. Lasciate a cielo aperto, ovviamente come cadono per terra nell'albero poi crescono. Altro aggiornamento e concludo il video. Allora, è passato un mese e 10 giorni circa dall'ultimo aggiornamento, che era il 16 di aprile del 2022. Perciò oggi ne abbiamo il 26 di maggio del 2022. Vedete come sono cresciute le piantine di alloro. Guardate come sono cresciute. Qui ne avevo messo una quindicina, parece che ancora debbono spuntare. Vedi, queste sono spuntate ora in questa settimana. Questi sono, c'erano poco quando avete visto il video, vedendo qua hanno attecchito tutti quanti, avevo messo uno per ogni pianta. Ovviamente la germinazione, diciamo, è il 90%, perché sopra il 100 ne prendono 90, e poi darsi che qua qualcuno non è andato a buon fine. Ad ogni modo vedete come sono cresciuti in questi, diciamo, dall'ultimo aggiornamento che ho fatto. Questa la semina l'avevo fatta io che era il 4 di novembre, perciò è passato abbondante fino ad ora, è passato in 6 mesi, è abbondante. Guardate in 6 mesi come sono cresciute. Ora questi qua io le lascio qui nei vasetti, come
così, e poi quando sarà il momento li metto poi dei vaso, verso la primavera che viene li metto dei vaso più grandi. E questi qua ora io piano piano le vado a trapiantare dei vaso. Ora vi farò vedere per chi non lo so fare, diciamo, il trapianto di prendere la piantina. Insomma, lo possiamo fare sia ora, importante che non andiamo a rompere molto le radici, che ora vi spiegherò il procedimento. Per fare il trapianto andiamo a utilizzare un bel vaso grande, un vaso circa da 15 cm, e lo andiamo a riempire con della terra e compost che faccio qui, e terra e compost del mio orto. Utilizzo sempre compost e terra del mio orto. Poi se avete il terriccio universale potete utilizzare anche il terriccio universale. Andiamo a prendere una forchetta o un cucchiaio, insomma, e andiamo a prelevare la piantina. Guardate, andiamo a prelevare questa qua piano piano, non c'è bisogno. Andiamo a fare, diciamo, dei scavi circolari. Andiamo a prelevare così con un paletto di terra, state vedendo già come sono le radici. Qua c'è il seme dell'alloro, la bacca, diciamo, state vedendo, queste sono le radici, che già le radici già stanno cominciando a toccare, diciamo, il fondo, no? Ora lo andiamo a mettere così, andiamo a fare una buca così e andiamo a mettere così, state vedendo, vedete? Così la pianta non viene stressata. Ovviamente ora, dopo poi la andiamo a annaffiare, state vedendo? La alziamo un pochettino in modo che le radici si mettono dritti e andiamo a pressare poco poco, così, state vedendo? È facile facile. Ripeto, lo potete fare sia ora sia in autunno, in primavera, quando lo volete fare la fate, non è importante. L'importante è che non andiamo a rompere le radici, che possiamo far morire la pianta. Ora andiamo a buttare l'acqua, bella abbondante, e questo ora può stare qua anche per 2 anni, però ovviamente se noi la mettiamo di un vaso più grande o la mettiamo in piena terra, la pianta si sviluppa prima, diciamo, del vaso, perché come tutte le piante stendono le radici appena loro capiscono, quando arrivano a toccare, diciamo, uno spazio, diciamo, dice, sai, io lo posso, capiscono che si trovano costretti a crescere di un contenitore, loro crescono a poco, piano piano, perché essendo che è in piena terra o un vaso più grande cresce di più, crescono di più. Ora vi faccio vedere, mentre che siamo qua, ora vi faccio vedere due piantini. Queste sono le piantine di 2 anni che io me ne sono rimaste qualche 5-6, ora poi le vado a trapiantare, perché già qua hanno già quasi 2 anni che sono qua, e ovviamente quando erano messi dei vasetti, ho fatto il video che ho fatto la siepe, che potete trovare sempre il video sul mio canale. Queste sono le piantine che sono della siepe che io ho fatto. State vedendo la siepe che ho fatto io sono cresciute abbastanza per 2-3 volte di questi qua. Invece qua nei vasetti, state vedendo, è rimasta sempre così. Perché se vi dico io, o le mettete in un vaso più grande, o se no, se la lasciate qua, la pianta soffre qua, cresce piano piano e soffre. Poi le radici tendono sempre a girare. Voi quando comprate una pianta e vedete le radici che sono molto tutte a girare, significa che quella pianta ha molto tempo che è nel vaso. Invece se ha poco radici, significa che la pianta è nuova, diciamo, ha poco che è nel vaso. E questo qua ve lo voglio dire per chi non lo sapeva, ve lo sto dicendo. State vedendo, questi sono di 2 anni. E questi sono dell'anno scorso, che l'ho seminata in autunno, diciamo a novembre, e oggi il 26 abbiamo i risultati. Ora un attimino mi avvicino. Queste le possiamo lasciare anche qua, che poi le possiamo trapiantare quando abbiamo un pochettino di tempo, insomma quando vogliamo noi. L'importante è che le andiamo a estirpare piano piano senza danneggiare le radici, e le andiamo a mettere qua. Ora questa qua pianta, come mi sono dimenticata di dire, la pianta non la dobbiamo mettere per 2-3 giorni all'ombra. Sole non ci dobbiamo fare, perché se ci arriva il sole la butta giù, diciamo la affloscia, no? Invece essendo che la mettiamo all'ombra,
il sole non la colpisce, la pianta piano piano si recupera, no? La pianta piano piano si rianima che ha subito meno il trauma, diciamo, del trapianto. Queste sono le piantine, ora mi avvicino così vi saluto. Vi ho fatto vedere tutti i risultati del procedimento. Purtroppo dovete avere pazienza quando non vedete sul mio canale, non vedete che non carico video. Questo significa perché aspetto il risultato, perché non è venuto che faccio la semina e poi faccio un altro video per fare vedere il risultato. Io i video li faccio così, perciò dovete avere un pochettino di pazienza. Ho anche diversi video che ancora devo montare, ho fatto diverse margotte, perciò poi quando sarà il momento del risultato, verso già se ne parla, diciamo, in autunno, in inverno, in autunno, verso novembre, dicembre, per caricarle su YouTube, perché sto aspettando il risultato che attingiscono. Va bene, detto questo, sono passati 6 mesi abbondanti. Vi ho fatto vedere tutto il procedimento, tutti gli aggiornamenti della semina dell'alloro. Per chi vuole seminare, questo qua è il procedimento. Queste sono le piantine di 2 anni che poi andrò a mettere ora a rinfasare in un vaso più grande e niente, che dire, questo qua è il risultato. Non vi dimenticate, quando andate a trapiantare una pianta, qualsiasi pianta, non la mettiamo al sole, la dobbiamo mettere all'ombra per 2 o 3 giorni, in modo che il sole non la colpisce e non la butta giù, diciamo, non la frocia e non la può fare anche morire il sole, perché ancora siccome è stata estippata, perciò si deve riprendere la pianta. Ora piano piano lei si riprende e poi quando sarà il momento la metto al sole come tutte le piante. Allora io concludo il video, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate, al più presto vi risponderò. Se non siete iscritti sul mio canale iscrivetevi se vi fa piacere, così quando carico un video sarete aggiornati. E che dire, un abbraccio a tutti da Giovanni da Lotte Pea, ci vediamo al prossimo video, ciao!